Bella a tutti raga, qui è Miro e benvenuti in questo nuovo video. Allora, dovevo farlo questo video, il giorno dopo questa volta andava fatto, perché purtroppo preso dall'euforia ieri non sono riuscito a farlo, non ho detto niente e mi sembrava comunque giusto dirvi la mia riguardo a quella che è stata la partita del Cagliari. Allora, parto col presupposto che a me il Cagliari nel primo tempo è piaciuto moltissimo, perché ehm, partendo che praticamente è iniziata la partita e il Cagliari subito ha provato ad attaccare, comunque non ha avuto quella mentalità difensiva che pensavo potesse avere, perché comunque diciamo che Maran in questi casi è anche un po' giustificato, nel senso le partite al San Paolo sono veramente una cosa molto molto dura, quindi se tu ti provi a difendere un po' di più, da una parte ti posso tranquillamente capire, però il troppo è troppo. Fortunatamente non è successo questo, perché comunque il Cagliari qualche occasione nel primo tempo l'ha avuta. Non l'abbiamo sfruttata nel migliore dei modi, però l'abbiamo avuta, magari con qualche cross dalle fasce, ovviamente da parte di Nandez. Pare che mi ha sentito Maran, perché molte volte adesso il Cagliari tenta i tiri da fuori. Non pensavo che avessero questa possibilità i nostri uomini, e invece a quanto pare ogni tanto provano la botta da fuori, anche se hanno avuto scarsi risultati. L'unico che ha tirato una bella botta, però non in questa partita, in quella col Genoa mi pare, sì, è stato Pellegrini, che ha tirato una saracca da fuori di dimensioni epiche, e niente. Questo generalmente è il primo tempo, però il primo tempo del Cagliari secondo me si è contraddistinto molto bene per la fase di contenimento, perché il Napoli ovviamente si fa vedere in avanti, perché il Napoli è il Napoli, e soprattutto a Mertens, che è la nostra bestia nera praticamente. E in fase di contenimento veramente tanta roba. Uno tra tutti, Rog. Rog è un giocatore che io faccio fatica a catalogare, perché è tutto quello che uno potrebbe cercare a centrocampo. Cioè, è uno di quei giocatori veramente completi, perché c'ha uno scatto allucinante. C'ha... scusate. C'ha una capacità di muoversi nello stretto che ho visto in pochi individui. C'ha un temperamento, c'ha un carattere quel Cristiano che è veramente un qualcosa. È molto fisico, ma nonostante questo è un giocatore di classe. È veramente un qualcosa di strano, Rog. E io mi chiedo come il Napoli si possa essere... Cioè, perché il Napoli si è fatto sfuggire un giocatore del genere? Cioè, non riesco a capire. Come fai a tenere fuori rosa uno come Rog? Cioè, è fenomenale, è veramente fenomenale. Poi ovviamente a Nandez ci arriveremo dopo. Se devo trovare una pecca di questo Cagliari, non è stato nemmeno Ligo Giannis, perché Ligo Giannis ha fatto una prestazione buona, non ha fatto tantissime cappellate, ha sbagliato giusto qualche pallone nel primo tempo, ma uno era un lancio che effettivamente era difficile da stoppare, e poi gli altri non mi ricordo, però comunque diamo a Cesare quel che è di Cesare, diciamo la sua prestazione da 6 l'ha fatta. Mi viene difficile dargli meno. Quello che mi è piaciuto di meno invece è stato Cacciatore. Sinceramente io Cacciatore non l'avrei messo, forse era l'unico che non avrei messo. Avrei puntato magari di più su un Mattiello, dato che sarebbe anche ora di farlo giocare, però è sceso in campo Cacciatore, quindi teniamo se Cacciatore. Non mi è piaciuto perché ha costretto ad arretrare ancora una volta Nandez, che va a fare il terzino. Giocava più avanti Cacciatore e dietro Nandez. Infatti mi ha fatto strano quando Maria Rui si era defilato sulla sua sinistra, che per noi era la fascia destra, e a marcarlo non si era ritrovato Cacciatore, ma Nandez.
tutto questo non so se è stato dettato da Maran, da un qualcosa di tattico che voleva lui, però non mi ricordo chi, The Sky ha detto che Cacciatore ha detto a Maran che non ce la faceva perché era pressato da due uomini e quindi Maran aveva chiesto a Nandez di andare a dare una mano a Cacciatore. Io dico, posso capire che ti trovi in difficoltà perché c'hai due uomini che magari uno sicuramente era Mario Rui e mi sa che l'altro era Mertens che ti andavano a pressare. Però, Cristo Dio, ma puoi far abbassare Nandez così tanto? Ok che quel Cristiano c'ha 87 polmoni, ma così no, così no. Vabbè, fatto sta che comunque il primo tempo si conclude, sinceramente quelli che mi sono piaciuti di meno sono stati Cacciatore e Ionita. Io non so che cazzo c'è sta ultimamente con i trequartisti, perché fateci caso, ci ho fatto caso già dalla partita col Parma. Chiunque Maran metta come trequartista non andrà mai a fare il trequartista. Vanno tutti, ma regà, tutti a fare il quarto a centrocampo, trasformando il 4-3-1-2 in un 4-4-2, che per carità a centrocampo il 4-4-2 ti dà molta più solidità e compattezza, quindi da una parte è una cosa buona. Però perdere quel collante tra centrocampo ed attacco mm, può essere un problema certe volte. Vabbè, il primo tempo finisce, si va nello spogliatoio sullo 0-0, partita fino a quel momento che è la partita che mi aspettavo facesse il Cagliari, niente di più e niente di meno. Ed ero abbastanza soddisfatto. Tra l'altro vi dico questa cosa, no, va dico dopo perché c'entra meglio dopo. Comincia il secondo tempo, esce Maximovic e lì le cose per Cagliari si mettono già un po' male. Perché si mettono male? Perché secondo me il Cagliari vedeva in Maximovic il potenziale danno per la difesa del Napoli, perché effettivamente lì in difesa era secondo me quello più debole e quello su cui potevamo puntare di più per poter bucare la difesa. Esce Maximovic ed entra Kalidou Koulibaly e lì so cazzi, perché quando passi con Koulibaly, porca troia, entra Koulibaly e la partita cambia e si vede, è palese, perché a parte che Koulibaly ha un carattere bestiale che lui fotte sega pia palla e imposta alla Bonucci, imposta bene e da lì in poi non ci sarà partita, perché dominerà in lungo ed in largo il Napoli, diventando veramente offensivo, ma offensivo è dire poco, perché esce Lozano, ok che è un attaccante, però esce Lozano, esce Mertens, però entrano due punte leggermente fisiche come Milik e Llorente e ci hanno provato tutti e due, ci hanno provato. Tra l'altro strano che non ha segnato Mertens, mamma mia davvero. E lì il Cagliari smette di esistere, fa quella partita di contenimento che tutti sapevamo dovesse fare dopo uno 0-0, nel senso non ti puoi aspettare che il Napoli non ti faccia niente nel secondo tempo se si sta ancora sullo 0-0. Ed ecco, qui torno alla cosa che vi volevo dire prima. Non so perché, non mi chiedete perché. Vi parlo con la più completa sincerità. Quando il Napoli attaccava e molte volte è andato vicino al gol, tra l'altro Olsen spettacolare, cioè veramente non sta facendo rimpiangere per niente Cranio, io non me lo sarei mai aspettato. Comunque stavo dicendo, ogni volta che il Napoli attaccava, generalmente quando una squadra attacca io sento quel brivido di paura che possa fare gol. Non so perché, ma contro il Napoli, non stiamo a parlare da Procaccolese, stiamo a parlare del Napoli, con un attacco bestiale, ogni volta che andava avanti, io non avevo quella paura che potesse segnare. Nel senso, se avesse segnato, non dico che me ce rodeva il culo, ma quasi.
perché non lo so, non mi sentivo preoccupato quando il Napoli andava avanti, nonostante molte volte è andato vicinissimo al gol. Non c'avevo sta paura, non lo so perché. Vabbè, senza che vi dico tutta la storia, Koulibaly espulso non so il motivo, sinceramente, perché non l'hanno fatto nemmeno vedere il momento dell'espulsione. Si è intuito quando abbiamo visto lui che usciva. Sinceramente non so perché è stato espulso. Hanno detto per proteste, però non l'ho nemmeno visto protestare io Koulibaly, quindi boh, vabbè. E Nandez Nandez è illegale. Raga, Nandez è illegale. È veramente illegale. Prende, fa quel cross con quel piede fatato, Castro batte a rete tranquillamente. E lì abbiamo vinto, secondo me, la partita. Lì il Cagliari l'ha vinta, subito. Dopo quel gol il Cagliari l'ha vinta. Perché quando tu sei il Napoli, e questo discorso spero che entri in testa a molte persone, se tu fai un sacco di tiri un botto in porta, ti rendi pericoloso per tutta la partita, ma non insacchi mai la palla e poi perdi, hai perso meritatamente, ok? Perché se tu davanti hai Mertens, Milik, Llorente, Lozano, dietro c'hai Insigne e Callejon, se tu non insacchi un pallone in rete, la colpa è tua. Perché nel calcio vince chi fa più gol, non chi fa più tiri, ok? E se tu non insacchi il pallone e la squadra dopo una ripartenza, l'unica del secondo tempo, e con l'unico tiro in porta del secondo tempo ti fa gol, a mio modo di vedere perdi immeritatamente a livello di prestazione, ma perdi immeritatamente per la tua mancata vena realizzativa. Purtroppo il calcio è anche questo, la palla è tonda. L'anno scorso a noi c'è successa la stessa identica cosa in casa nostra. Abbiamo perso per una punizione al 94esimo, quando non meritavamo affatto di perdere. Quest'anno è toccato a Napoli. Può capitare, la palla è rotonda. Io ripeto, se tu non realizzi, non puoi pretendere di vincere. Sì, ok, ci puoi provare quanto ti pare, ma se non segni non vinci. È questo l'importante. Vogliamo dire che a noi ci ha detto culo, ma per carità, io sono il primo a dirlo. A noi ci ha detto un culo bestiale. Ripeto, a livello di prestazione, la partita l'abbiamo vinta immeritatamente. Perché il Napoli ha fatto una prestazione così e noi l'abbiamo fatta così. E su questo non ci piove. Però ripeto, tu devi comunque fare gol. Se non ci riesci e subisci un contropiede all'87esimo in cui l'altra squadra si porta in vantaggio, secondo me tu devi fare zitto e pippa. Devi fare zitto e pippa. Non c'è sta... Secondo me è così. Secondo me è così. Comunque, il video finisce qui. Ah, tra l'altro, complimenti a Maran, perché ha azzeccato modulo. Formazione a parte cacciatore, secondo me, però alla fine comunque abbiamo vinto, ma soprattutto cambi. Quindi complimenti a Maran. E niente ragazzi, fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate e noi ci becchiamo in un prossimo video.